Sono Kelvin, vengo da Ghana e ora sono qua a Ariston Cavi grazie al centro impiego. Dovevo trovarmi qualche lavoro in quel momento lì che ho deciso di non farmi più la scuola. Quindi la mia scuola mi ha proposto di andare al centro impiego, quindi sono venuto al centro impiego e di sicuro mi hanno trovato il lavoro senza problemi. Sì. Nel 2023 Ariston Cavi ha deciso di rivolgersi al centro per l'impiego perché si trovava in una situazione di fabbisogno di risorse umane, in particolar modo nell'area produttiva. Avendo noi bisogno di tempi formativi molto lunghi, ci siamo mossi per tempo con una campagna di reclutamento per andare a sostituire anche le persone che stanno andando in pensione. Il Centro per l'Impiego in primo luogo ha operato una preselezione dei candidati sulla base delle soft skills richieste dall'azienda e sulla disponibilità delle persone a lavorare su 3 turni. In un secondo momento ha organizzato i colloqui di selezione che si sono svolti in presenza nei locali del Centro per l'Impiego. E la collaborazione col Centro per l'Impiego ci ha permesso di incontrare numerose candidature e per di più in un tempo molto ridotto. Il Centro per l'Impiego questo servizio lo offre in maniera gratuita. C'è stata la possibilità di incontrarsi con un responsabile dell'account di settore. Abbiamo avuto modo di invitarli in azienda, fargli conoscere quella che è la nostra realtà, entrare a contatto con quello che è il tessuto sociale e lavorativo di Ariston Cavi. L'intenzione che Kelvin aveva di trovare un lavoro di quella che sarebbe diventata la sua prima occupazione. Il servizio che ho offerto da prima è stato il servizio di orientamento. Ho analizzato i punti di forza e i punti critici del percorso effettuato prima del nostro incontro. Ho proposto a Kelvin un upskilling che gli permettesse di acquisire delle competenze in logistica di magazzino e di acquisire il patentino per la guida del carrello elevatore. Per svolgere questo servizio, il Centro per l'Impiego dispone di una serie di competenze che vanno dalla capacità di ascolto, di analisi dei bisogni, di conoscenza del mercato del lavoro e di conoscenza del territorio. Queste competenze e conoscenze sono costantemente sviluppate grazie a una formazione permanente e continua messa a disposizione dal nostro ente che è Veneto Lavoro. La mia situazione oggi è meglio, qua è un posto bello per lavorare.